Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. A voi la linea. Sono stati 3 anni piuttosto lunghi, complessi, ma ho fatto progressi. Ho iniziato a lavorare fuori, a vedere un po' di più la mia famiglia e insomma ad andare avanti passo dopo passo. Quello che succede adesso è uno tsunami di emozioni, qualcosa di travolgente, difficile da razionalizzare. Quello che ho in cuore però è che salti fuori la verità. Io ormai sto per uscire, ma quello che conta è il mio bisogno di giustizia, di fare chiarezza su quello che è successo e che ha sconvolto non solo la mia vita, ma quella di tanti altri. Queste sono alcune delle parole che Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco, ha rilasciato in un'intervista TV. Ma quello che importa è proprio entrare in quello tsunami in cui si è ritrovato Alberto e poi qualcun altro che vedremo dopo, e cercare di capire che cosa sta succedendo. Perché oggi c'è di nuovo, dopo il 2016 in cui già fu indagato e poi archiviato, c'è di nuovo indagato per concorso questa volta in omicidio insieme a Stasi o ad altri, Andrea Sempio, un amico della famiglia, cioè un amico in realtà del fratello di Chiara, più giovane di Chiara, 19 anni. Ecco, vogliamo rientrare in questa storia con un cronista che conosciamo bene, Gabriele Moroni, che ha sempre seguito dal primo giorno ovviamente questa vicenda e continua a seguirla. Prima di innanzitutto ti salutiamo Gabriele, bentornato. Buongiorno a chi ci ascolta. E facciamo sentire un attimo proprio, se possibile, dalla regia, proprio un brevissimo frame invece dell'intervista realizzata ad Andrea Sempio, appunto, da Rai News 24, proprio qualche parola. Vediamo un po'. Purtroppo ci sono parecchie pubblicità, abbiamo bisogno di qualche istante. Sì, c'è un po' di... Vabbè, intanto ti chiedo, Gabriele, secondo te cos'è questo tsunami? Cioè, questo tsunami travolge... chi sta travolgendo in questo momento? A parte Alberto, ovviamente, come ha detto lui. Sicuramente i cronisti, Laura. Posso permettermi questa battuta di conio certo. mediocre. Dunque, io confido molto nel tuo aiuto, di valente cronista, di scrittrice di gialli, per cui dovremmo fare un gruppo di studio tu e io, perché effettivamente addentrarsi in questo ginepraio non è impresa agevole. Ma guarda, io riflettevo, poi tu ci farai sentire l'intervista di esempio, ma riflettevo proprio poco fa, prima di entrare in trasmissione, sulle vite parallele, questa curiosa coincidenza per cui queste due persone, Stasi e Sempio, che per quanto sappiamo non si sono mai conosciuti o hanno avuto così una notizia molto vaga di sé, si trovino a vivere vite parallele su fonti contrapposte. E mi pare che, al di là della frase di Stasi che molto efficacemente definisce quanto sta vivendo lo tsunami emotivo, credo sia lo stesso valga per Sempio. Mi pare che entrambi siano accomunati da così una serenità, no? Poi cosa passi nel loro animo non è dato sapere, ma mi pare che vivono la loro situazione con grande serenità, certo con aspettative molto diverse. Stasi fra poco, a luglio, credo che maturi i diritti per chiedere di semilibertà, per chiedere la semilibertà. Anche proprio l'affidamento ai servizi sociali, che sarebbe la libertà, in poche parole. Esempio, ha altre aspettative, cioè quello di uscire per essere prosciolto di nuovo da questo sentiamolo un attimo, che questa volta è ancora più bianco. Infatti poi ne parliamo anche di questo. Sentiamolo un attimo e vediamolo. Certo.
vado in caserma a ritirare un atto giudiziario, mi sono trovato davanti il foglio che diceva che era di nuovo per la vicenda di Garlasco, questa volta in concorso, ti crolla la realtà e non sai più cosa sta succedendo. Era una giornata che era partita come una normalissima giornata di metà agosto, è andato tutto bene fino a primo pomeriggio, quando ho iniziato a girare le voci in paese di quello che era successo, e da lì è sconvolto tutto. Io ho solo detto che quella mattina sono stato a Vigevano, lo scontrino prova che ho detto il vero, io sono stato a Vigevano, basta. L'ho trovato, mi pare, mio padre pulendo la macchina, ed è stata poi idea di mia mamma quella di conservarla. Come faccio a sapere che il giorno poi in il fatto lei non fosse stata a casa col moroso? Che cosa ricavavo da quella chiamata? Chiara l'ho incontrata qualche volta lì a casa, ma probabilmente meno di una decina di volte in tutta la mia vita. Io ho il 44, poi cosa hanno trovato di impronte, che io quello poi lì non lo so. Ci fosse davvero il mio DNA, non dovresti averne una parte minima che si sa e non si sa, si rileva appena. Dovresti averne tanto. Allora, beh, insomma, sì, in effetti sembra tranquillo, cioè tranquillo pur nella rottura di una quotidianità, no? Dopo il 2017, quando viene prosciolto, poi nel 2020 in realtà c'è un'informativa con cui i carabinieri tentano, del nucleo investigativo di Milano, tentano di insomma, stimolare la procura a riaprire, però quella volta la procura non riapre. Cambia il procuratore, perché di fatto questo va detto. Cambia il procuratore e cambiano le cose, cambia il vento e quindi si riapre questa inchiesta. Allora, Gabriele, vediamo un po' di soppesare, proprio come se fosse uno schemino, no? Quelli che erano i cardini dell'accusa a Stasi, che poi furono, che ovviamente poi divennero quelli della sentenza, dell'ultima sentenza, perché poi Stasi ha avuto un processo abbastanza unico, perché è stato assolto in 2 gradi di giudizio, poi si è fatto un processo bis e nel processo bis è stato condannato in via definitiva nel 2015. E quali sono questi indizi? Quello che conosciamo, perché poi non sappiamo se la procura ha altro che noi non sappiamo, perché finora vediamo quali sono gli indizi invece nei confronti di Andrea Sempio. Posto il fatto, secondo me, non so se tu sei d'accordo con me, che comunque quell'omicidio di fatto è stato compiuto da una sola persona, cioè, e questo penso sia un dato abbastanza inequivocabile, almeno questa è l'idea che mi sono fatta io dallo studio della scena del crimine, dalle ricerche, non lo so, poi dalle sentenze, poi non lo so quello che pensi tu. Ecco, quali sono stati gli elementi che hanno pesato su quella seconda, cioè nel secondo processo della condanna di Stasi, e quali invece questi, diciamo, indizi su Sempio? Ma guarda, anzitutto condivido con te l'opinione, anzi la convinzione, che non si è trattato né di un delitto di coppia, nel senso eseguito a 2 persone, né tantomeno di un delitto di gruppo. Quella mattina del 13 agosto 2007 c'erano 2 persone, la vittima e il suo assassino, uno di fronte all'altro. E su questo aggiungo, tu ricordavi giustamente le 2 sentenze assolutorie di Stasi, aggiungo che ci fu anche una scarcerazione, perché Stasi circa un Sì, mese certo. dopo si fece, credo, 3 giorni ospite dello Stato italiano al carcere dei Piccolini di Vigevano, e venne scarcerato dal GIP per mancanza di indizi. Ma guarda, io ho una mia opinione, cioè che la svolta di questa vicenda fu nella prima Cassazione, quella cui Stasi arrivò da assolto, che attendeva la definitiva cristallizzazione. Soluzione per la vecchia insufficienza di prove, no? Era il secondo comma del 530, sì, che viene assimilata alla vecchia sufficienza di prove, diciamo, è un
comma dell'articolo che dice che non si è formata la prova. Ecco, certo, certo. vogliamo assimilarla, molti avvocati e giuristi non sono d'accordo, però è il secondo comma dell'articolo assolutorio. Ok. Ecco, io credo che in quella prima Cassazione si giocò buona parte della vicenda, perché il procuratore generale della Cassazione fece una requisitoria di merito, entrando proprio, sottolineando quelle che erano, a suo parere, le mancanze, le lacune, perché non sono stati esaminati i primi 2 gradini della scala, perché la famosa bicicletta nera, perché la Stasi non ne ha parlato. E se mi permetterai un piccolissimo ricordo personale, certo. che io ero in aula ed ero francamente piuttosto stupito, perché era una requisitoria che andava ben oltre i limiti della Cassazione, che non entra nel merito, ricordiamo. Decide, Certo. sentenze in diritto. Ed esternai anche questo mio stupore al professor Giarda, che ricordiamo con grande stima, con grande affetto, una grande figura, una grande persona, e dissi: professore, ma l'ha sentito? Così semplicemente, ero talmente stupito che riuscii a dire al professor Giarda Santo: professore, l'ha sentito. E il processo venne rimandato a Milano con già delle direttive che poi la Procura Generale seguì, e nel nuovo processo ci fu la condanna di Stasi, poi formalizzata dalla Cassazione. È stato anche, Laura, tu concorderai con me, un po' una guerra di perizie questo processo. Stasi, e non è l'unico, non è l'unico, e dovremmo aprire un capitolo della storia giudiziaria italiana e anche delle nostre procure, una guerra di investigatori, anche delle nostre rispettive autobiografie, se mi consenti, Laura, se potessimo porci in evidenza. Questa ecco, poteva evitare macchie di sangue disseminate sulla scena? Sì, perché c'è un meccanismo che si chiama evitamento involontario, così come si evitano le pozzanghere per strada in un giorno di pioggia. No, invece no, non poteva evitarle percorrendo la scena del crimine di corsa, non poteva non incocciare in quelle macchie e sporcarsi le suole con le macchie fresche, e comunque deformare nell'impatto le macchie già essiccate, e quindi sporcare il tappetino dell'auto. E non poteva evitare la macchia, la pozza di sangue davanti alla porta della scala, dove, in fondo al quale venne trovato il corpo della povera Chiara, e il sangue sui primi 2 gradini. Insomma, tutta una serie di riletture, e anche questo nuovo capitolo, prudentemente lo chiamo svolto, lo chiamo nuovo capitolo in questa storia infinita. È una rilettura di un già delle solite cose, e anche un già giudicato. Ecco, quindi questi grossa aporia, come dicono quelli che hanno studiato. Io dico semplicemente grossa mancanza, un movente che non è mai stato individuato. Infatti volevo parlare movente, non dico l'arma del delitto, quando sento dire non c'è l'arma del delitto, ma pensate che l'assassino la lasci lì, in generale, che gli assassini lasciano lì l'arma per dire vedete, sono stato io. È chiaro che l'arma del delitto non si trova. Mi pare più inquietante che non si sia mai trovato un movente. Sì, si parlò che c'erano queste immagini hard nel computer che Chiara le avrebbe viste, ma mi pare che poi uscì qui, aiuta anche tu, Laura, la mia memoria, perché una cartella per cui non si poteva accedere. Una cosa in realtà erano state sovrascritte. Poi le 2 impronte dell'anulare della destra sul dispenser, lette come nella sentenza assoluzione come frutto di una normale frequentazione dell'ambiente. No, la sentenza di condanna disse perché si è lavato le mani e sono rimaste soltanto le impronte.
quindi siamo già Oggi, entrati nel ginepraio. oggi ha ragione Gabriele, oggi non si fa che di nuovo riprendere, cioè ricordiamo un attimo gli indizi, no, su Sempio, cioè di nuovo, che furono di nuovo, di cui di nuovo si parlò nel 2016, quando ci fu il primo tentativo della difesa di Stasi, attenzione, non di presentare una richiesta di revisione, ma di fare delle indagini difensive, ok, che potessero poi portare eventualmente ad una, quindi di nuovo, nuova indagine, come sta succedendo oggi, e quindi ad un'eventuale richiesta di revisione. Ma le richieste di revisione, dobbiamo ricordare, proprio ieri ne abbiamo avuto la definitiva conferma, che devono essere basate su delle novità. Qui novità finora, attenzione. Allora, vediamo le cose vecchie, quali sono. Allora, 3 telefonate, una cioè praticamente in cui 0 secondi, 2 secondi, una 8 secondi, l'altra 21 secondi, fatte però una settimana prima dell'omicidio da Andrea Sempio a casa dei Poggi. Lui dice per chiedere se il mio amico era in casa o era partito per le vacanze. Loro dicono, l'accusa dice no, tu lo sapevi benissimo che era partito per le vacanze perché ci sono dei testimoni che dicono che tu lo sapevi. Perché telefoni? Sì, ma io dico, perché telefoni una settimana prima? No, telefoni il giorno stesso se vuoi sapere se lei è da sola, se proprio vuoi sapere se lei è da sola, ok, però poi vabbè. Poi c'è questo scontrino di cui parlava lui, no? Il famoso scontrino del parcheggio di Vigevano che dice non dice niente perché non è che c'è la targa, cioè, boh, vabbè. Scontrino che lui, cioè che la mamma presenta, no, subito, un po' come lo scontrino di Rosa Bazzi, presentato così che nessuno gliel'aveva chiesto, come a dire, ecco il mio alibi, e diciamo questo è. E poi ci sarebbero, non lo so, parlano di super testimoni, adesso una telefonata che rimette in campo le gemelle K, fatta da Andrea, oddio cos'è successo, è morta, insomma ci sono delle cose dette, non dette, che filtrano, non filtrano, su cui non abbiamo però la certezza. Diciamo che questo è, e poi questo DNA, che non è un DNA in realtà, l'abbiamo detto l'altra volta, è un aplotipo Y, una parte dell'aplotipo Y, una parte minima, che però prima non era confrontabile, ora diventa confrontabile, viene confrontato e Previdere dice che effettivamente non è da trasmissione, quindi non può averlo trasmesso dal computer, ma è da contatto. Allora, Gabriele, tu che ci hai capito di questo DNA? Cioè, secondo te può essere davvero una prova nuova che può portare ad una riapertura? Beh, così com'è, può essere, come è stato l'avvio di una nuova indagine. Tu ricordavi giustamente come venne esaminato in sede di processo d'appello bis, quello che si concluse con la condanna di Sì, Stasi, e che il genetista, che era il professor De Stefano dell'Università di Genova, sì, disse, no, è materiale scarso, degradato, non è utilizzabile per ricavarne un profilo genetico. La difesa di Stasi, utilizzando la consulenza di parte da allora, quella del professor Rinarello, ma sì, evidentemente esaltandola, ripercorrendola alla luce di una rilettura frutta di nuove tecnologie, perché intanto la scienza medica sì, avanza, certo. gli strumenti di analisi si affinano, si modernizzano, e lui dice no, quel materiale genetico, semplifichiamo, anche per non perderci noi, è leggibile, è leggibile. La procura di Pavia non solo concorda, ma cala un carico di un certo peso, perché dice in quella traccia biologica non c'è la presenza di Di Stasi, Stasi, non c'è la presenza dei infatti, familiari conviventi di infatti. Chiara, c'è la presenza di Sempio e c'è la presenza di uno sconosciuto. Ecco servito l'ignoto 2. Eccolo Eccoli, servito. eccolo lì. Dovrebbe ricordarci qualcosa questo ignoto. Mm. E questo è stato un po' l'abbrivo.
suggerirei di non dimenticare una cosa, perché tu giustamente dicevi la consulenza previderei, per quanto ne sappiamo, parla di un contatto diretto, cioè non è stata una Sì, contaminazione sì, sì, immediata, il famoso sì, MAU del PC che viene sì, utilizzato sì, dalla della famiglia, famiglia. sempre dal gruppo degli amici, ma parla di contatto diretto. Però non dimentichiamo una cosa che almeno le sentenze hanno concluso, che Chiara viene aggredita subito, appena apre, in fiducia, Senza col pigiamino con cui ha trascorso la notte, sì, tra parentesi, reperto importante, ha dato l'istrutto, apre in tra fiducia, l'altro. viene subito aggredita. Questo escluderebbe un contatto diretto fra la vittima e l'assassino e un tentativo di difesa della vittima nei confronti del Peraltro corpo dell'assassino. Questo, i diciamo, RIS ai tempi grattano il DNA, come si suol dire, si dice proprio così, grattano il DNA sotto le unghie per vedere se ci sono dei segni di difesa e non ne trovano. Quindi questo è acclarato, Chiara non si è difesa. E poi io dico, come quasi tutti i femminicidi, purtroppo io me ne occupo spesso, lei apre la porta a chi conosceva molto molto bene e, e lui la sorprende. certo. Cioè, vogliamo ricordare Impagnatiello, anche Impagnatiello ha fatto la stessa cosa con Giulia, non l'ha fatta nemmeno parlare praticamente, quindi lì non c'è stato nessun contatto. Questo gli ha dato una cosa in testa, quello l'ha sgozzata, cioè, quindi per quanto l'abbiamo è possibile. conosciuta, per quanto l'abbiamo conosciuta retrospettivamente, Laura, credo che concorderai con me, Chiara non era il tipo da aprire con il negligé notturno una persona con la quale non fosse in intimità o comunque in grande familiarità. Questo mi sento di dirlo, per quanto Anch'io. abbiamo potuto conoscere di Chiara in tutti questi anni dalle persone che le sono state vicine e che le hanno voluto bene. E dai genitori soprattutto. E so Soprattutto che tu, certo. insomma, sei sempre stato molto vicino ai genitori a Rita soprattutto. L'hai sentita ultimamente? Sì, l'ho sentita in occasione di questa novità. Rita Poggi, io dico sempre, Laura, che questa vicenda terribile mi ha lasciato due icone. Una grande madre, che è Rita Poggi, dolce, Sì. forte, paziente, tenace, e anche un grande padre, il padre di Alberto Stasi. Sì. Sì, allora torniamo però insomma a tutto questo ginepraio. Allora si dice appunto che ci sono queste altre persone coinvolte che verranno sentite, a parte quello che si sta facendo diciamo a livello scientifico, quindi si sta chiedendo, anzi la procura vuole fare un max incidente probatorio su tutto quello che è tra virgolette avanzato. Addirittura i vasetti dello yogurt, cioè di tutto, un pezzetto del tappetino che è stato ritrovato, poi però come dicevi tu, il pigiamino che forse era il reperto più importante non è mai stato, cioè è Con stato 4 dita distrutto, insanguinate. è Ricordiamo appunto è anche stato che il cadavere distrutto, venne mosso in maniera piuttosto malaconica. ma perché c'è anche Diciamo anche quello. e dovremmo aprire un grande capitolo Bene, sull'inizio di su questa indagine. questo. Su questa indagine e su tante altre, cioè io vedo veramente che non sempre c'è grande professionalità nel sopralluogo sulla scena del crimine. Io ripeto sempre questo, il sopralluogo sulla scena del crimine deve essere fatto da persone specializzate che fanno solo quello. È vero, i sanitari ovviamente accorrono, ma non c'è problema perché in genere quando si fa bene un sopralluogo, i sanitari vengono subito ai sanitari viene fatto subito il profilo genetico e vengono esclusi subito, però il resto deve essere repertato in una certa maniera. Ai tempi, vabbè, forse, ma secondo me non è tanto una questione di tempi, è una questione di professionalità. Cioè c'è gente che non ha professionalità oppure lo fa con leggerezza, diciamoci la verità. Ecco, questo sopralluogo. O lì il sopralluogo, insomma, lascio il tempo che trova. Io ti chiedo una cosa sola che mi ha sempre un po' incuriosito e mi ha sempre un po' insospettito, ecco. Perché Alberto, quando chiama alle 13:50 per dare l'allarme, non mi interessa che l'allarme lo dà dai carabinieri, questo a me non interessa, però perché lui dice che è a terra
quando poi in realtà, se veramente l'avesse scoperta lui, lei sarebbe già alla fine della prima rampa delle scale, perché a causa del percolamento del sangue era caduta di testa in fondo alla prima rampa di scale? E questo fu uno degli elementi che Eh. giocarono contro, cioè Stasi, cioè quello di aver dato la descrizione che non teneva conto dello scivolamento a cui. Però vorrei dire una cosa, Laura, che ognuno di noi, anche quando si parla della freddezza di Stasi, ma la mia non è un'affermazione né difensivistica né colpevolistica, è una riflessione. Credo che ognuno di noi reagisca a una situazione certo. di sorpresa, di paura, di angoscia, di un qualcosa che ci scatta di fronte a un imprevisto, soprattutto un imprevisto sgradevole o tragico, a seconda della sua personalità, a seconda dello stato d'animo di quel momento, a seconda della predisposizione con la quale affronta questo imprevisto assolutamente drammatico. Sì, certo, venne fatta notare anche questa difformità nel racconto di Stasi. Non lo vedrei, diciamo, nel peso della bilancia accusatoria, come è un elemento non il più pesante. È una mia curiosità. No, è una curiosità giusta e legittima, è un po' la curiosità di tutti noi che abbiamo seguito questa vicenda. Aggiungo una piccola cosa, parlavo prima del sopralluogo, io anche qui ho un ricordo personale, ricordo che diventavo matti in quei giorni, perché impazzivo perché c'era una strisciata di sangue che non c'entrava con la traiettoria che era stata individuata nel percorso vittima-assassino. E io dico, qui ha trascinato il corpo, ma perché poi è tornato su quell'asse che porta ingresso di casa, inizio delle scale? No, era semplicemente che una delle persone entrate era scivolata in quel pavimento insanguinato e sul scivolamento aveva lasciato questa strisciata di sangue. Per dire. Facciamo un minuto di pausa e poi torniamo. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il premio Oscar Robert De Niro hai preso una strada molto pericolosa. Interpreta il duplice ruolo di Frank Costello e Vito Genovese. Ma perché non l'abbiamo mai prese prima? Diretto da Barry Levinson. Che è successo? Dai creatori di Quei bravi ragazzi, Bugsy e The Irishman. Ho chiuso. Di Alton Heights, I due volti del crimine, dal 20 marzo al cinema. Arriva al cinema il nuovo documentario su Pino Daniele, uno dei più amati maestri della musica italiana. La vittoria di un popolo e di un sud che si fa valere. Con 31 canzoni originali e un inedito. Pino, diretto da Francesco Lettieri. Evento speciale al cinema 31 marzo, 1 e 2 aprile. Quando ero bambina, mia madre mi ha insegnato a fischiare. Perché quando fischi è il cuore che canta. Provate a fischiettare. Cantate un po' di più. Specchio servo delle mie brame. Chi è la più bella del rame? Biancaneve. Disney presenta. Trovate Biancaneve. Ci divertiremo tanto. Ho avuto lo stesso pensiero. Qualunque sia A marzo. la scelta in mano mia e quella poi La fiaba si rivelerà. più amata di sempre sta arrivando. Da che parte devo andare? Disney Biancaneve. Dal 20 marzo solo al cinema. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Di nuovo a voi la linea.
Eccoci tornati, stiamo parlando di nuovo della nuova indagine sul delitto di Garlasco avvenuto appunto il 13 agosto 2007. La vittima la ricordiamo tutti in queste fotografie che vediamo scorrere: Chiara Poggi, una ragazza semplice, solare, tranquilla, serena, con una vita tra virgolette normale, no? Fidanzata da tanto tempo con questo ragazzo, Alberto Stasi, laureando, anche lui, lei già laureata, vivono in un paese insomma di provincia. Lei addirittura ha deciso di non andare in vacanza con i suoi per stare con lui, perché lui sta completando la tesi, quindi proprio una vita normale. Ecco, in questa vita normale irrompe il mistero, perché cioè il mistero, oddio, c'è una sentenza passata in giudicato, quindi diciamo potrebbe essere stato uno dei tanti femminicidi. Quindi torniamo un attimo a tutte le altre persone che hanno ruotato intorno a questa vicenda. Quindi una di queste è Andrea Sempio. Allora aveva 19 anni, aveva i capelli lunghi, ci sono questi capelli rimasti nel lavandino che non sarebbero stati appunto mai repertati. Quindi i carabinieri di Milano, quando riprendono l'indagine, anche insistono su quelli. Ai tempi, insomma, Andrea Sempi era stato sentito comunque come persona informata sui fatti, come tutte anche le gemelle famose. Ecco, che idea ti eri fatta di lui, o come lo affrontavate, insomma, voi cronisti, tutte le altre persone che erano state sentite, insomma, o avevate già l'idea che... Andrea Sempio è rimasto un perfetto sconosciuto ecco, al mondo del giornalismo, fino a quando non l'abbiamo appreso e l'abbiamo conosciuto come indagato nel 2016, prima di allora, della sua amicizia con il fratello di Chiara, del fatto che era stato sentito una prima volta il 18 di agosto, quindi e una seconda volta nell'ottobre dell'anno dopo, quindi 14 mesi dopo l'omicidio. Non sapevamo assolutamente nulla. Ah, perché era una delle tante persone che era stata sentita, immagino, no? Furono sentite molte persone, veramente molte, e comunque l'asse delle indagini ruotò sulla figura di Stasi presto, direi, credo che dopo una settimana era già indagato per omicidio volontario aggravato da crudeltà, aggravante che cadde. Sì, lo so, sì, infatti. E quindi la dialettica relazionale, sentimentale fra lui e Chiara, quello fu l'asse che venne imboccato piuttosto presto dalle indagini. E infatti parliamo adesso di due cose: una, il movente, per l'uno e per l'altro eventualmente, e poi eventuali piste alternative, perché poi si parlò anche di altre piste e si torna a parlare oggi di queste piste suggestive, diciamo, secondo me. Comunque vabbè, al di là di Sempio, al di là di Sempio. Quindi quale poteva essere il movente per Stasi? Posto che la Cassazione, ricordiamolo, in una sentenza, non ricordo il numero, però stabilì che non sempre è fondamentale, insomma, stabilire il movente. Anche per Iara, per esempio, non c'è un movente granitico, lì però c'è un nucleare granitico che è un po' diverso dall'aplotipo Y, questo va detto. Quindi quale tu hai detto prima, quale poteva essere il movente per Alberto? Magari lei voleva lasciarlo? Un movente, come si diceva prima, che venne ventilato allora, e che lei avesse così trovato qualcosa della personalità, dell'intimità di lui, che avevano disturbato, se non distrutto, l'immagine che si era fatta del fidanzato. Ma quale? Tanto più che, ripeto, tecnicamente non fu possibile, proprio che non era possibile accedere a quelle immagini che avrebbero potuto teoricamente costituire un motivo di attrito, di dissidio fra i due fidanzati, che d'altra parte stavano trascorrendo, mi pare, dei giorni tranquilli, e
Chiara era Sì, certo, stata era solo a casa curioso il della fatto famiglia, che che era quella notte lui non si ferma a dormire da lei, però probabilmente la sera avevano litigato per qualche motivo. Boh, non sappiamo. questo non lo so. Comunque, voglio dire, la partenza fu una partenza tranquilla, i genitori e il fratello se ne sono andati in vacanza in Trentino in fiducia. Certo. Chiara avrebbe manifestato i suoi motivi, credo, Certo, certo, certo. di preoccupazione, avrebbe fatto presente una crisi col fidanzato. Chiara aveva una grandissima confidenza con i genitori, era veramente Sì, la sì, sua vita per i raccontava genitori tutto. era veramente il classico libro aperto, ma non ci furono confidenze di questo genere per quello che ne sappiamo. Sempio. Sempio invece, che Sempre movente potrebbe quando glielo avere? chiesi all'epoca, lui mi disse: "Ma Chiara era troppo grande per me". Beh, oddio, insomma. Aveva 19 anni, non è che era un Beh, bambino, insomma, non è che aveva 8 anni, aveva 19 a anni. 19 anni, certe scoperte sono già state fatte, ma Sì. è sufficiente questo per sostenere una tesi accusatoria. Io credo che dovremo ripiombare in un'indagine genetica, a meno che non arrivi chissà quale rivelazione. Sembra che ci sia un super testimone, però tutti ci siamo arrovellati, no? Perché questo super testimone, cioè, a noi sembrava fosse uno che già era stato sentito e che aveva rimandato a vicende di altro genere, scenari di altro genere. Tu lo ricordi, no? Questo? Che Ma però, sul vabbè, fu testimone, giudicato in... se vuol bere un caffè in Piazza della Repubblica a Gallasco glielo offro volentieri. Credo che sì, qualcuno abbia vengo già anch'io. posseduto, però. E qui Sì, mi fermo. sì. Non lo so, vedi, c'è una cosa che mi colpisce in tutto questo, e qui tento senza riuscirci, e mi scuso di rispondere un po' alla tua domanda. Mi colpisce la decisione con la quale si è mossa la Procura di Pavia, Sì, anche a a me. differenza della precedente, Mhm. quella che Sì. chiese e ottenne l'archiviazione per sempre. Cioè, agisce come se, oltre alla consulenza previderei, che è certamente importante, Certo. pesante, avessi in mano qualcos'altro. Sì, sì, Che sì. cosa? Che cosa? Non so, io ho letto come tutti anche l'informativa dei carabinieri, sì, ci sono dei dubbi su queste famose telefonate, viene messo in dubbio che la ricezione telefonica in Trentino Sì. non fosse il meglio, per cui Sempio telefona a casa cercando l'amico Marco Poggi, di cui ignorava la data precisa della partenza. Non mi sì, certo, c'è un quadro indiziario, se vogliamo, Indiziario. ma non mi pare che sia qualcosa così di corroborante di un impianto accusatorio, che invece la Procura di Pavia sta perseguendo, come mi pare. Parlava con lui, diceva la Procura ha avuto fretta. No, io escluderei la fretta, No. direi piuttosto di decisione. C'è Sì. qualcos'altro? Ecco, questa è la Sì. domanda. C'è qualcos'altro? C'è qualcos'altro oltre per Midere, oltre agli indizi raccolti dall'informativa dei carabinieri del 7 luglio 2020? Questa è la domanda, per ora senza risposta. E il movente io sinceramente lo trovo ancora meno cogente di quello che avrebbe mosso Stasi, voglio dire, perché cioè, sì, vabbè, vai condivido. lì, suoni, ti fai aprire e l'ammazzi, perché, cioè, e poi senza contatto, non è, provi almeno a, non so, avere un rapporto. Non lo so, e questa ti dice di no e tu gli dai un coso in testa, non so. Sì. C'è quella cosa strana poi di questo appunto, questo famoso super testimone che poi vabbè uscì dall'indagine perché lui aveva visto non si capisce se una ragazza con i capelli biondi o un ragazzo con i capelli lunghi, poi non si è mai capito, che se ne va bellamente con la bicicletta e nel cestino della bicicletta l'arma del delitto praticamente, no? Però poi dopo dice prima una via, poi un'altra. Allora, le testimonianze, questo vorrei ribadirlo, sono molto difficili da trasformare in prove, no? Quella della Bermani che dice di aver visto la bicicletta così, secondo me
quella è una testimonianza, perché la dà, cioè la rende subito nell'immediatezza dei fatti, poi lei non aveva nessun interesse a dire chissà che cosa, era lì, ha visto la bicicletta, cioè secondo me, e poi lo dice anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo, che quella testimonianza è fondamentale, no? Secondo me. Poi tutte le altre, boh, tant'è vero che questo signore esce fuori. Poi ci sono queste piste sataniche, non lo so, tu ne sai qualcosa? Sorrido, questo è il circo mediatico, ecco. Credo che il diavolo il 13 agosto 2007 avesse altro da fare. Infatti. Forse in vacanza o al lavoro piuttosto. No, visto che tu hai scritto un libro sulle piste, sulle sette sataniche, no, beh, oddio, sai che lì comunque c'era una vicenda legata ad un santuario, ad un prete esorcista che poi sparì. Sì, era il santuario, era anche una storia a luci rosse finita con a condanna a due estorsori rumeni nei confronti di due sacerdoti. Ma direi che questo, Laura, perdonami, è meno che un contorno di questa vicenda. Però, cioè, guarda che gli investigatori che lavorarono per la difesa di Stasi la prima volta, insomma, in cui si tentò di riaprire la cosa, batterono questa ci sono stati anche dei suicidi, 4 suicidi fra il 2008 e il 2014, quindi 4 giovani che si conoscevano. C'è stato il suicidio di un pensionato di 88 anni che andò a suicidarsi in un budello di strada tagliandosi i polsi e squarciandosi la gola. Io ritengo che siano vicende assolutamente strane, avulse dall'omicidio di Garlasco, a mio parere. Ecco, quanto secondo te può valere oggi rifare tutte diciamo, le analisi scientifiche a quello che è possibile, ovviamente? Ma guarda, io non credo che esca molto da un sacchetto di rifiuti con dentro una confezione di cereali, una confezione di tè con la sua cannuccia, che immagino siano stati conservati in un ufficio dei corpi di reato con 40 gradi all'estate. Ci sono anche, credo che verranno esaminate i tamponi di Chiara, sulla persona di Chiara, i paradesivi delle impronte sulla scena del crimine, lì le impronte sul dispenser, perché sono emerse delle impronte che si sono sovrapposte a quelle delle famose 2 dita di tutto questo, non dimenticando una cosa, che comunque Andrea Sempio era un frequentatore anche assiduo di quella appunto, è quello che ha detto lui, vediamo poi qual è il contesto di queste, se ci sono tracce di lui, in quale ambiente, in quale contesto vengono trovate, se verranno trovate. Diciamo che la traccia, il DNA non è che sempre è prova regina, no? È prova regina quando il DNA dell'offender è nel luogo dell'offesa, no? Cioè, o misto, è un contributore misto, quindi è mischiato con quello della vittima. In questo caso non è così. Si deve anche partire da un DNA completo di Sempio, perché per ora abbiamo un frammento, ecco, il famoso aplotipo, che diventerà un termine familiare nelle case degli italiani fra un po', no? Come lo divenne. Già lo era diventato, all'epoca di Iara, credo che DNA sia entrato anche nella borsa da spesa delle casalinghe, tanto se ne parlò. Sì, questo è fondamentale. Secondo te come andrà a finire, quindi? E non so, la tua sensazione. E poi, anzi, dimmi un po', che mi hai detto che mi vuoi dire, ecco, questo circo mediatico, questo tritacarne veramente che sta travolgendo le vite, direi, della famiglia Poggi. L'altra volta abbiamo avuto ospite con noi l'avvocato Tizzoni di nuovo, e anche della famiglia Sempio, di Sempio e di Stasi, e della famiglia di Stasi.
Ma sì, io l'altro giorno, il giorno dopo che ci Sì, piombò la addosso questa notizia. notizia, in via Pascoli, davanti al Vino dei Poggi, ho rivisto esattamente le stesse scene, con Peggio. con dei nuovi attori, Soggetti. con degli attori di allora Sì. invecchiati, a cominciare dal sottoscritto, però la scena mi pare ancora con un'attenzione ancora maggiore rispetto ad allora, forse perché in questi quasi 18 anni i mezzi televisivi, parliamo, con tutto il rispetto per i colleghi delle televisioni che sono tutti ottimi professionisti, però indubbiamente la valenza mediatica Sì. è aumentata molto negli ultimi anni, Sì. non nascondiamo. Ecco, tu credi che questa... Allora, diciamo che in un certo senso io sapevo di questa indagine da tanti mesi, però sapevo che non potevo parlarne. Non mi hanno detto niente, infatti. No, non ho detto niente a nessuno, lo sapevo però, è vero, sapevo Bravo. che stavano facendo questa cosa, però veramente non se ne poteva parlare e anche la difesa di Stasi aveva l'ordine tassativo di non parlarne con nessuno. Si decide, non sappiamo adesso chi ha deciso, io credo a un certo punto aveva deciso direttamente il GIP, di far uscire la notizia quando è stato chiamato a fare la comparazione, no? Sempio, perché prima di allora nessuno sapeva nulla, no? Da quel momento ovviamente si scatena l'inferno, naturalmente, no? Ecco, secondo te quanto questo inferno, tra virgolette, o paradiso per qualcuno, non lo so, può aiutare la difesa o nuocere alla difesa di Stasi? Domanda di grande momento. Tutti noi ci auguriamo, ma come cittadini, come persone che sono spettatori, ci auguriamo tutti, neppure testimoni, non dico protagonisti, testimoni di queste vicende, tutti noi ci auguriamo che la risonanza mediatica non abbia nessuna influenza su quello che è il percorso lasci usare questo termine, forse un po' abusato, ma lo dico con molta convinzione, la ricerca della verità, le verità che meritano tutti, a cominciare dai familiari, dalle tue famiglie, e che meritano anche i protagonisti di questa odissea giudiziaria che dopo 18 anni non è ancora finita. Sarebbe veramente ben triste, io non voglio, mi rifiuto di pensarlo, che ci possa essere una correlazione fra il clamore di una vicenda, il clamore mediatico, informativo, e quello che invece l'iter che devono seguire gli inquirenti. Forse sarebbero più giusta informazione, giusto confronto fra le parti e a volte qualche eccesso forse potrebbe essere evitato. Sì, sì. È anche vero che è stato lo stesso Alberto, appunto, che ha rilasciato questa intervista solo ad una Sì, no, ma non televisione. parlo né di Stasi né di Sempio, parlavo Sì, no, in lui molto dice, generale. Sempio in un certo senso, cioè analizziamo un attimo la differenza tra i due, secondo me. Sempio adesso ha deciso che parla e parla con tutti. Stasi invece decide da sempre di affidarsi solo ad un media, no? Perché gli altri, quando sono andati hanno provato a chiedere qualcosa, aveva detto delle prescrizioni, non posso parlare, eccetera, eccetera. Non lo so, questa cosa io non avrei parlato proprio, cioè io non avrei parlato né il GIP, forse c'è stata una fuga di notizia, ecco, però io tenderei ad essere molto prudente, non bisogna schierarsi. Ecco, il pericolo
è che ci si schieri. Da sempre su questa storia ci si è schierati su è innocente e colpevole. No, cioè, cerchiamo di non schierarci. C'è comunque una sentenza. Andiamola magari a leggere. Ecco. Io credo e ne sono profondamente convinto che il compito, il giornalista deve essere un cronista e un testimone, cioè colui che racconta dei fatti, che racconta delle persone attraverso le loro parole, che fa da tramite fra il fatto o il personaggio e il lettore o l'utente televisivo. E basta. Abbiamo visto anche per la vicenda, anche questa lunghissima di Erba, che ci sono stati anche fra i giornalisti, c'è stato anche fra i giornalisti uno schierarsi, un disporsi per schieramenti, uno schieramento innocentista e uno schieramento colpevolista. Io devo dire che, fermo restando che ognuno di noi ha le sue opinioni personali, non credo che sia giusto esternarle. Noi Sono d'accordo. Dobbiamo raccontare, dobbiamo riferire, gettare in pasta al lettore dei fatti, delle notizie, delle parole, delle testimonianze, e lasciare poi che il lettore o il telespettatore faccia, secondo la sua intelligenza, secondo la sua sensibilità, si faccia la sua opinione. È un po' la regola del buon giornalismo. Infatti, perché soprattutto in questo caso poi ci sono da una parte, per quello ho voluto proprio che mettessimo sul piatto gli indizi da una parte di questa nuova indagine e gli indizi che poi diventarono prove, perché nel processo diventano prove e che potete leggere tranquillamente, la potete scaricare, c'è la sentenza di Cassazione, ma ci sono anche le prime, ci sono anche quelle dell'assoluzione e farvi un'idea in base a quella. Ecco, comunque comunque c'è, come ha detto lui, non è che a me cambia qualcosa nella mia vita, perché tanto comunque la mia pena io ormai ho finito di scontarla praticamente, no? Già lavora da un po', da 3 anni, e esce per andare a lavorare e torna la sera, quindi già diciamo ha fatto un percorso sicuramente, se è stato lui, sicuramente di rieducazione, speriamo che insomma se è stato lui che non ricada quando esce, se non è stato lui, e si stabilirà che non è stato lui, dovrà essere risarcito, come è giusto che sia. Sta di fatto che ovviamente purtroppo la paura di rimanere, no, noto nel futuro come colui che aveva ucciso la fidanzata, quella lì purtroppo ci sarà sempre, no? Però noi non è che possiamo dire è così, non è così. Non eravamo lì, non eravamo lì. Certo. Ecco. Beh, noi siamo della vecchia scuola, Laura. Noi ci atteniamo, come per Erba, cioè ci atteniamo alle sentenze. Ieri è stata pronunciata la Cassazione ha dichiarato inammissibile l'ennesimo ricorso sull'inammissibilità dichiarata dalla Corte d'Appello. Si registrano dei fatti. Si registra che così e quindi facciamoci una ragione. Ecco. Ovvio che tenere un innocente in carcere è peggio che tenere un colpevole fuori, così dicono. Per me, insomma, anche tenere un colpevole fuori non è proprio il massimo. No, certo, ovvio che tutte e due le cose sono tremende, però io voglio credere, insomma, in uno Stato di diritto e anche in una ottima giurisprudenza, anche abbastanza garantista, no? Dobbiamo esserlo. Pensa se esempio dovesse essere uscito nuovamente chi li restituirà questi mesi? Comunque è stato circondato dal sospetto. Certo. A lui e alla sua famiglia. Questo vale per il condannato, vale per il sospettato, vale... Poi magari c'è uno che non c'entra niente, non so, vabbè, io non sono... Però può essere pure che venga fuori una pista proprio che non c'entra niente con queste due
E figuriamoci, lì c'è da risarcire 2 persone, non una. Va bene, stiamo chiudendo. Ringrazio davvero Gabriele di questa chiacchierata che siamo riusciti a fare, anche se sono lontano, insomma, a distanza. Seguiremo assolutamente questa inchiesta pedissequamente, non solo, vabbè, io col mio giornale con Giallo, ma ovviamente normalmente la seguiremo e speriamo, insomma, di ritrovarci a commentare la fine anche di questa vicenda, perché sono passati 18 anni e sono tanti. Sono tanti. Sono vicende con cui il cronista, parlo per me, ci invecchia. Sì, anch'io, perché vabbè. Sei ancora lontana da quel traguardo. Vabbè, però grazie. E grazie a chi ci ha seguito. Grazie a chi ci ha seguito, buonasera a tutti e domenica siamo in replica, quindi ci sentirete di nuovo. Grazie. Avete ascoltato Giallo Radio Club.